Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, come state? Diamo intanto il benvenuto a tutti i nuovi arrivati, diamo anche il buongiorno a chi magari oggi si è alzato per accompagnare i più piccoli a scuola e diamo la nostra buona fortuna anche a tutti coloro che oggi iniziano questo anno scolastico. Naturalmente c'è chi inizia prima, c'è chi inizia dopo, ma noi siamo pronti ad accompagnarvi in questa giornata, in questo 8 settembre. Un buongiorno anche da me, Maria, anche io sono pronta ad andare a conoscere le novità, a capire come andrà questa giornata, questo giovedì, e quindi iniziamo subito. Ariete, come al solito partiamo da voi, vi affilierete oggi alle persone giuste, quelle con le quali potrete condividere ideali e aspirazioni, anche quelli chiusi nel cassetto. Dopo l'impaccio iniziale che ci sta tutto, filerà tutto liscio. Oggi riuscirete a trovarvi nel posto giusto al momento giusto, diciamolo, ogni tanto un po' di fortuna ci vuole. Toro, eccoci. Se volete andare d'amore e d'accordo con qualcuno in particolare, voi sapete bene chi sarà, molto meglio smussare un po' gli spigoli della vostra personalità così forte. Non tutti possono riuscire a gestirla. La dissonanza lunare con Urano poi vi mette in guardia rispetto ad alcune scelte. Dite no all'ostinazione. Gemelli, se nella vostra vita c'è un cambiamento in arrivo, che sia grande che sia piccolo, la luna in Acquario vi darà una mano nell'adattarvi facilmente senza alcun problema. Molto bene, di sicuro non vi annoierete oggi, sapete sempre cosa fare, ma la cosa più importante che vogliamo sottolineare è il come lo fate, perché riuscite a coinvolgere sempre tutti. Cancro, non avete voglia di prendervi altre responsabilità, è giusto. Sarà bene però farlo presente anche al vostro superiore per non ritrovarvi poi subissati da numerose richieste. Dato che non c'è alcuna fretta, vi godete ogni cosa, ogni attimo con calma. Che bello, assaporate ogni istante lentamente. E siamo arrivati dai nostri leone. Non affrontate sfide per le quali non siete ancora ben preparati. Chi vola troppo in alto poi potrebbe precipitare rovinosamente ed è naturalmente quello che non vogliamo. Un passo alla volta è meglio, fare le cose con calma vi porterà lontano. Anche se la vostra pazienza oggi ha un limite, ma magari non solo oggi, ascoltate le esigenze di una persona che dite di amare e poi procedete sempre con calma. Vergine, voi invece cercate di essere più espansivi, almeno con i familiari. Tenervi tutto dentro infatti non vi fa bene, e non fa bene nemmeno a coloro che avete intorno. Create un'atmosfera piuttosto complicata. Nel fare tutto da soli poi potreste accorgervi che vi manca qualcosina, ad esempio la gioia di condividere un progetto. Pronti a provarla? Bilancia, e anche con voi parliamo di condivisione. Comprendete i bisogni della persona che avete accanto grazie alla Bianca Signora in Acquario. Potrete farvi in quattro per esaudire un suo desiderio e sarà una cosa bellissima. La stima poi nei vostri confronti, che è giusto ci sia, si traduce in un incarico di prestigio. Dimostrate a tutti di meritarlo, mi raccomando. Qualcuno invece che fa il saccente oggi potrebbe dare del filo da torcere ai nostri scorpioni, rendendovi un po' nervosi. Calmate i bollenti spiriti e aguzzate l'ingegno. Non si può essere in sintonia con tutti, è normale, ve lo ripetiamo. Chi ha voglia di interminabili inutili discussioni però meglio evitarle. Sagittario, per voi è tempo di sfruttare le vostre conoscenze senza farvi troppi problemi come vi fate di solito. Un amico vi confida un segreto da non rivelare ai 420 appena vi dovesse capitare, dovete tenere tutto per voi. Dall'altra parte sgranchite le gambe e preparatevi con molta costanza, perché prima o poi il giorno della gara oppure della rivincita arriverà. Capricorno, per voi in questo giovedì è tempo di coltivare diversi interessi in modo da allargare la rosa delle vostre possibilità culturali e lavorative. Sì, è proprio il giorno giusto di iniziare, non vi troverete mai a corto di idee. Se notate poi un pizzico di invidia per i vostri recenti successi, non gongolate, mi raccomando, con l'umiltà infatti non sbagliate mai, ricordatelo. Acquario, per voi oggi c'è la congiunzione lunare con Saturno che vi rende più timidi del previsto. Strano da parte vostra. Il primo appuntamento così potrebbe non essere per nulla brillante, ecco. La prudenza invece non è mai troppa, questo è vero. Ma dall'altra parte, se non accettate di correre nemmeno un piccolo rischio, dove pensate di arrivare? E chiudiamo con i nostri pesci come sempre. Voi vorreste essere più indipendenti? Allora dovrete assumervi però anche maggiori responsabilità, naturalmente. Se vi sentite pronti per fare un grande balzo, questo è il momento giusto. Qualche ora di solitudine invece per riflettere a fondo ed escogitare una strategia che contenga un piano B è il modo giusto di procedere, quindi continuate così. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle. L'oroscopo del giorno si chiude qui in questo 8 settembre. È tempo di andare a vivere la giornata, quindi noi ci salutiamo. Un saluto anche da me, Maria. Una buona giornata, un buon giovedì e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0